fronte dei vaccini, che sta viaggiando benissimo, ne stiamo facendo veramente tanti. Così Marco Filippi, direttore generale della ULSS 4 del Veneto orientale, territorio nel quale si registra un importante aumento di prime dosi, 1500 soltanto nell'ultima settimana, il boom per effetto delle nuove restrizioni. Riguardo ai giovanissimi, il vaccino ha raggiunto il 22% dei bambini vaccinabili in età compresa tra i 5 e gli 11 anni, cioè circa 3.000 bimbi. Tuttavia negli over 50 sono circa 7.500, ovvero il 6,8% le persone che non si sono ancora vaccinate, nonostante il previsto obbligo, le stesse rientranti proprio nella fascia d'età centrale della popolazione dai 20 ai 60 anni che registra il maggior numero dei contagi. I positivi crescono giorno per giorno, indice di una forte capacità di diffusione di questo virus che però non attecchisce nella popolazione vaccinata. Infatti la maggior parte dei ricoveri che abbiamo e la quasi, diciamo, anzi la totalità dei ricoveri in terapia intensiva riguarda persone che non sono vaccinate. E da venerdì prossimo, 14 gennaio, cambiano le modalità per effettuare i tamponi nei 3 Covid point dell'URSS 4. I test rapidi e molecolari nelle strutture aziendali di San Donà, Portogruaro e Jesolo verranno effettuati soltanto con prenotazione online, al fine di limitare i disagi di questi giorni, in particolare i lunghi tempi di attesa dovuti all'incremento delle richieste di tampone, ricordando le ultime disposizioni in caso di positività. Per chi è un caso, cioè è diventato positivo al Covid, se è completamente vaccinato, il tempo di isolamento è limitato a 7 giorni e se non ha sintomi fa tampone a fine isolamento che può essere anche antigenico, quindi non necessariamente molecolare, e se il tampone è negativo è libero.